Buonasera a tutti. Oggi noi tra Lega Ambiente e Fillea CGIL, la categoria che si occupa di costruzioni e si occupa del settore delle costruzioni, non soltanto di edilizia, con questa iniziativa a Rovigo cominciamo a collaborare come categoria a livello nazionale e a livello locale, in questo caso a livello regionale qui a Rovigo, con Lega Ambiente in attuazione del protocollo nazionale che è stato sottoscritto dalle nostre organizzazioni, protocollo che ha istituito l'Osservatorio Congiunto su Innovazione e Sostenibilità nell'Edilizia. C'è un acronimo OISE che è poi questa cosa qui. L'osservatorio metterà assieme le competenze del centro studi Fillea, che è qui rappresentato dalla dottoressa Alessandra Graziani, che dopo interverrà, quindi anche lei svilupperà questo argomento, e l'osservatorio che è già attivo con la sezione tecnologie e quelle di Lega Ambiente con il compito di elaborare un dossier sull'innovazione e la sostenibilità nel settore dell'edilizia. In particolare lo studio lavorerà su 3 temi principali: l'innovazione energetica nel settore edilizio, l'innovazione nei materiali e nelle tecnologie, l'innovazione nei processi di recupero e riutilizzo dei materiali. Questi sono i 3 temi specifici su cui l'osservatorio si concentrerà. Alla fine del prossimo anno, il 2012, dovremo portarne a casa anche i risultati. Sarà nostra cura e nostro piacere divulgarli e renderli pubblici. Questa premessa mi sembra essenziale per definire precisamente gli ambiti entro i quali oggi è opportuno che sviluppiamo la nostra discussione, ambiti precisi che ci permettono di affrontare questioni su cui esiste una sensibilità e una posizione sostanzialmente condivisa fra di noi, presenti organizzatori, sapendo che questo non avviene in tutte le occasioni e su altri temi attenenti alla sostenibilità, ai temi ambientali, eccetera. Lo dico per chiarezza anche di posizioni e anche per sentirmi più a mio agio nella discussione e nel dibattito fra di noi, fra i presenti, fra gli organizzatori, insomma con Lega Ambiente, con cui appunto collaboriamo fattivamente. Su questo binario abbiamo deciso di affrontare insieme un tema di importanza e di portata tale da far tremare i polsi, soprattutto se lo mettiamo in relazione alla situazione politico-economico-finanziaria di queste ore, non di questi mesi. Il titolo dell'intervento è Efficienza, il contributo per uscire dalla crisi. L'intenzione mia è quella di appunto dare un contributo per la formulazione di proposte per la riqualificazione e l'efficienza energetica degli edifici, in primo luogo quelli pubblici, per contribuire per questa strada al rilancio del settore e alla ripresa dell'occupazione. Quindi un tema in chiave sindacale che intendiamo appunto sviluppare su questo versante e su questa base. Il Veneto offre un'immagine di un paesaggio saturo di costruzioni di ogni stile e tipo, distribuite ovunque in modo disordinato. Alcuni dati che descrivono questa realtà: dal 90 al 2000 la cementificazione è cresciuta e ha coperto il 60 km² di superficie. Dal 95 al 2006 sono state autorizzate nuove concessioni per 100 km². Il boom dell'edilizia nello stesso periodo ha interessato 45 km². Nel Veneto la superficie artificiale è pari all'8%, tenendo presente che il 30% del territorio è inadatto alla edificazione estensiva. La superficie impermeabile è aumentata dell'1%, il consumo del territorio è in continuo aumento. Il Veneto contende alla Lombardia il primato di regione più costruita d'Italia. L'Istat dichiara che la domanda di nuova edificazione segnala un cambio di paradigma che rischia di mettere in crisi la stessa immagine storica del territorio. Questa è la citazione, ovviamente. I tecnici della regione che hanno redatto i PTRC, interessante da leggere soprattutto nella parte introduttiva,
Si esprimono in questo modo, virgolette, le dinamiche di sviluppo della società veneta hanno raggiunto nel rapporto con la risorsa territoriale soglie quantitative veramente elevate, tale da non rendere più desiderabile una prosecuzione di tali trend e da imporre di ripensare il futuro dell'assetto insediativo. I politici di maggioranza però definiscono lo stesso PTRC, quindi nello stesso documento, un piano di idee e di scelte piuttosto che di regole, che alla fine, lasciano pensare, non intaccherà e non modificherà sostanzialmente la situazione del Veneto, soprattutto in alcune caratteristiche peculiari: prevalenza dei modelli insediativi unifamiliari e sparpagliati, desertificazione dei centri storici, dispersione, frantumazione delle zone industriali. Nel periodo di grande sviluppo dell'edilizia, dal 2002 al 2007 in particolare, sono stati realizzati 90 milioni di metri cubi di edilizia residenziale, sufficiente per 600.000 nuovi abitanti, a fronte di un incremento della popolazione di 300.000 persone. Secondo l'OCSE gli edifici sono responsabili dal 25 al 40% del consumo totale di energia. Questi sono dati, insomma, che sono già stati anche presi in considerazione. In Europa il consumo degli edifici sale addirittura al 40-45%. Questi sono alcuni dati quantitativi che descrivono la situazione veneta e costituiscono la base di partenza per la riflessione attorno al tema della crisi del settore, delle costruzioni e le scelte strategiche che sono necessarie per uscirne. Questo è un po' l'argomento. Oggi, all'improvviso, dico io polemicamente, ma in modo insomma dialogante, ci si accorge, e parlo in questo caso del mondo delle imprese, che qui fortunatamente oggi con molto piacere vedo la presenza del presidente dell'ANCS regionale del Veneto, che saluto molto cordialmente, con molto piacere, con cui dopo parleremo e discuteremo appunto di questo argomento. Il mondo delle imprese ha un po' sottovalutato, se non negato, la gravità nella prima fase della crisi e le dimensioni della crisi, se non negata la gravità e le dimensioni della crisi, e che si è costruito troppo e male, che la domanda è cambiata e che i vincoli e le compatibilità ambientali sono stringenti non solo per effetto delle normative che oggi sono positive e impositive, che il tema della sostenibilità declinato in termini di qualità dell'abitare e di risparmio dei costi e di energia è ineludibile e che la stessa competizione si gioca sulla capacità di rispondere a queste nuove esigenze. La Filea Veneto da tempo lavora per approfondire il tema della sostenibilità nel settore delle costruzioni e le sue ricadute sul lavoro, cercando di individuare strumenti e argomenti da utilizzare nella contrattazione e di dare un contributo dal versante della rappresentanza dei lavoratori per affrontare le questioni della qualità dello sviluppo. Ci siamo interrogati su quali impatti sul lavoro può avere l'adozione di nuovi sistemi, tecniche e materiali nel processo produttivo, su quali effetti sull'occupazione possono avere i nuovi modelli produttivi, su quali effetti occupazionali può dare il modello di sviluppo sostenibile e su quali sono le opportunità che offre il settore al settore la necessaria e ineludibile conversione delle costruzioni verso l'efficienza e la sostenibilità in senso lato. Abbiamo realizzato una prima ricerca su lavoro e sostenibilità nel legno arredo, competitività, qualità del lavoro e nuove competenze. Mi appoggio quindi, faccio volentieri la citazione di un'iniziativa che abbiamo assunto al nostro interno proprio per entrare su questo argomento. La ricerca ha analizzato 7 grandi imprese del nord-est del settore legno arredo. Parliamo quindi in questo caso di manifatturiero, però strettamente connesso con l'attività e il prodotto edile, che hanno realizzato con successo azioni di sostenibilità ambientale e ha dimostrato il potenziale positivo che intercorre tra rispetto dell'ambiente, condizioni di lavoro e competitività. Sono dati estremamente interessanti. La strategia volte a ridurre gli impatti della produzione sull'ambiente dimostrano che è possibile far convivere 2 punti: dimensione lavorativa in termini di qualità dell'ambiente di lavoro, di accrescimento delle competenze e di sicurezza del lavoro, con quella economica aziendale che guadagna un migliore posizionamento nel mercato e una maggiore efficienza, produttività e competitività, che in questa fase di restringimento dei mercati ha permesso di mantenere e in qualche caso di aumentare l'occupazione. Ci sono già nella nostra regione esperienze interessantissime di aziende e imprese che per scelta imprenditoriale illuminata o lungimirante
o perché incalzate dalla crisi hanno fatto di necessità virtù, hanno fatto la scelta della conversione alla sostenibilità e della responsabilità sociale d'impresa, ottenendo certificazioni internazionali prestigiose che le hanno rilanciate sul mercato e oggi hanno potuto aumentare la loro dimensione e migliorare sensibilmente relazioni sindacali, condizioni di lavoro in tutta la filiera, fornitore, trasformatore, consumatore. Un'altra ricerca, abbiamo fatto un'altra cosa ancora, ha offerto un'analisi dettagliata degli aspetti più rilevanti nel settore dell'edilizia, coinvolti dalla questione della sostenibilità, e delineato le principali problematiche e le sfide più importanti che il settore si trova ad affrontare. Ha individuato delle linee d'azione e indicato delle possibili ed efficaci strategie per trasformare aspetti problematici in fonte di innovazione e slancio competitivo per le imprese e il settore. Qui ho usato appunto un linguaggio imprenditoriale proprio per sottolineare l'importanza di questo aspetto. L'edilizia sostenibile è uno dei pochi segmenti di mercato in crescita che garantisce tenuta occupazionale o addirittura crescita occupazionale se si considerano i nuovi fronti dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, occupazione che sempre più spesso, grazie alle tecniche di fabbricazione e al contenuto progettuale e tecnologico, si colloca fuori dal cantiere, in siti produttivi specifici e nei luoghi della progettazione, aprendo ampi spazi allo sviluppo industriale, manifatturiero del settore, con maggiori vantaggi per il rafforzamento e la riqualificazione della struttura produttiva, nel nostro caso del Veneto. L'edificio è per questo al centro di un vero e proprio sciame di innovazione, come dicono i tecnici, che riguardano gli aspetti più svariati dalla progettazione ai materiali impiegati. Nei prossimi anni questo sarà uno dei settori maggiormente sottoposto a pressioni e spinte ad innovare per ridurre i consumi energetici, gli impatti sull'ambiente e sulla salute. Sta scritto nelle norme europee, in quelle nazionali, in tutte le linee di indirizzo degli organismi scientifici istituzionali che si occupano della materia. Pare sempre che qualcuno ci debba obbligare a fare cose utili per far star meglio i nostri cittadini. Ciononostante, la maggior parte delle imprese venete non ha ancora intrapreso la strada dell'efficienza energetica e dell'edilizia sostenibile come prospettiva strategica di sviluppo. L'indagine ha fotografato una situazione di arretratezza generale rispetto ad altre realtà, purtroppo. Questo dato denuncia la grave assenza di una politica di indirizzo dello sviluppo in un settore che vede altri paesi meno ricchi e meno industrializzati di noi già più avanti e più attenti a cogliere le convenienze derivanti dall'adozione delle nuove tecnologie. E pensare che oggi le famiglie italiane, come già ricordava l'assessore, sono circa 24 milioni, hanno a disposizione 31 milioni di abitazioni. Fra queste abitazioni circa 17 milioni sono di costruzione anteriore al 73. C'è un mercato sconfinato di fronte a noi, che tra l'altro non può essere delocalizzato in paesi più convenienti dal punto di vista dei costi. Va detto comunque che ci sono anche esempi positivi e significativi di imprese che hanno investito in sostenibilità come fattore di cambiamento e innovazione e oggi sono un punto di riferimento di aggregazione di traino per altri operatori del settore. Un solo esempio è dato dalla presenza di due importanti realtà distrettuali del Veneto, il Metadistretto Biodelizia e Metadistretto Beni Culturali. Una politica economica accorta dovrà essere pronta a cogliere queste risorse. Siamo interessati ovviamente a socializzare questi risultati, questi approfondimenti, per questo sono a disposizione alcuni CD che ho dato unificamente a Angelo perché dopo non faccia eventualmente una diffusione e possa dare in questo senso, se lo gradite, un contributo al vostro congresso come Legambiente. Detto questo vi sottopongo alcune valutazioni e proposte con le quali e sulle quali ci siamo confrontati unitariamente come categorie delle costruzioni, con organizzazioni sindacali, con le associazioni di imprese in sede contrattuale nella sede degli Stati Generali, sia a livello nazionale che a livello regionale, con l'obiettivo di contribuire a rilanciare il settore profondamente in crisi, sapendo che la sua fisionomia non potrà più ricalcare quella del costruire senza freni e senza cervello dei decenni scorsi. Nel 2003 il mercato del recupero ha uguagliato quello delle nuove costruzioni e lo supera se si tiene conto del mercato delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, avviato a raggiungere il 70% di quello delle costruzioni. Il settore dell'edilizia in Veneto ha un peso medio del 15% dell'economia totale e ha subito una riduzione del 30% del mercato della nuova costruzione e una tenuta dell'attività di riqualificazione
recupero del patrimonio minuto residenziale. Anche solo tenendo presenti questi due punti, alcune proposte per dare un senso ai piani per le piccole opere e a quelli per la riqualificazione delle città e il ridisegno del territorio, che costituiscono tre grandi direttrici su cui avviare la ripresa. Sono necessari incentivi e strumenti di finanziamento innovativi per orientare gli investimenti per la ristrutturazione, recuperi e restauri degli edifici esistenti. È necessario promuovere modelli di impresa orientati alla qualità, all'innovazione e alla sicurezza, favorendo il lavoro regolare alle imprese qualificate, fattori fondamentali per la difesa, la diffusione e l'affermazione della legalità, che ci sta sempre anche quando affrontiamo questioni di questa natura qui. Questo è un problema fondamentale per il settore. Per dire sui modelli di impresa, un terzo delle imprese del settore è fatto di singoli lavoratori autonomi che spesso sono lavoratori dipendenti mascherati da autonomi. Serve promuovere la responsabilità sociale d'impresa anche attraverso la bilateralità che abbiamo come caratteristica del nostro settore, un modo efficace per ricercare una sintesi tra qualità, innovazione, sostenibilità, legalità, eticità in riferimento all'impresa stessa, al lavoro, al prodotto, al territorio e all'ambiente. Serve rafforzare e rendere efficienti gli strumenti di controllo per garantire trasparenza, regolarità e legalità nelle procedure, negli appalti e nelle realizzazioni, a tutela di imprese sane, dei lavoratori, dei committenti delle comunità. La sicurezza e la difesa della salute nei posti di lavoro si intreccia con la sicurezza di chi fruisce delle costruzioni. La sicurezza deve essere un parametro di riferimento per definire la qualità e la sostenibilità delle costruzioni. Servono risorse orientate a consolidare il valore del lavoro delle imprese, garantire incentivi per rinnovare, riqualificare e recuperare il patrimonio edilizio esistente adeguandolo ai criteri di qualità, di risparmio energetico, di sostenibilità ambientale, che sono già e saranno sempre più criteri di riferimento della domanda di beni mobili e immobili che proviene soprattutto dalle nuove generazioni. Un'edilizia efficiente e sostenibile è uno degli obiettivi principali per la modernizzazione del Paese. È evidente ed è acquisito, o dovrebbe esserlo, che si tratta di rinunciare al paradigma della crescita quantitativa per spostarsi decisamente sulla qualità del costruito, il recupero e la valorizzazione dell'esistente. Per il nostro settore è una rivoluzione copernicana, parliamo anche per noi naturalmente. Nel nostro contesto è necessario aggiornare la contrattazione immaginando nuove e diverse figure professionali, nuove competenze, formazione professionale, sicurezza. C'è bisogno di relazioni sindacali e alleanze tra soggetti pubblici e privati e pubblica amministrazione. Facevo riferimento prima all'assessore, all'alleanza fra i sindaci, fra i comuni. C'è bisogno di relazioni sindacali e alleanze tra soggetti pubblici e privati e pubblica amministrazione capaci di mettere al centro l'iniziativa per la ripresa del settore secondo sostenibilità e risparmio. Nel Veneto c'è la possibilità di realizzare questo obiettivo, valuto personalmente di sì, per questo lavoriamo noi e voi insieme con la consapevolezza che quello che di positivo possiamo realizzare potrebbe essere utile a tutto il Paese per uscire da